Dai mercatini caratteristici ad una delle tradizioni di cui la regione è particolarmente ricca, i presepi. Dopo quelli artigianali di Villa Manin, ora è la volta di quelli fatti con la sabbia. Con Giuseppe Eliani andiamo a Lignano. Il rispetto della tradizione unito alla passione rendono possibile da 12 anni un singolare presepe, e quello di sabbia di Lignano. Un lavoro imponente, frutto dell'impegno dell'associazione Dome Aghe Savalon d'Aur, testimoniato dai numeri: 400 metri cubi per 6.800 quintali di sabbia dell'arenile della località balneare friulana. Il tema dell'edizione 2015 è il ritorno alla tradizione, 200 personaggi a testimoniare il sacro e il profano, la spiritualità e le incombenze della vita quotidiana che vivono e convivono attorno alla grotta della Natività. Uno spunto che giunge dalla tradizione napoletana, che da sempre inserisce personaggi da Pulcinella a Totò, da Masaniello a Maradona, nella scena del presepe. Una forzatura che non vuole essere né irriverente né irriguardosa e che è stata fatta propria anche dagli autori del presepe di Lignano, che hanno voluto inserire alcuni personaggi che hanno dato lustro al Friuli Venezia Giulia, come Carlo Rubbia, Margherita Hack ed Enzo Berzot, per citarne alcuni. Sarà possibile visitare il presepe a Terrazza Mare sino al 6 gennaio. L'ingresso è libero, eventuali offerte saranno devolute a progetti che si occupano di minori in difficoltà.